Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around. This is how I walk. Buongiorno ragazzi, benvenuti all'interno di questa nuova partita di Shogun 2 Total War. Oggi effettuerò una battaglia nei campi di riso con il mio amico Shadow contro altri due nemici appartenenti quindi a un'altra alleanza col nome di Spartacus Gladiator e Rien. Ovviamente la mappa è campi di riso, quindi è una mappa abbastanza semplice. A breve ci catapulteremo all'interno del nostro campo. Eccoci qui, la battaglia è avvenuta di notte, quindi l'atmosfera è anche molto più carina, anche perché potete vedere che i soldati hanno praticamente sorreggono una lanterna e quindi è anche molto più carino da vedere. Allora, praticamente il mio esercito è composto da due unità di monaci guerrieri con arco abbastanza addestrate, infatti sono molto utili, infatti hanno un'abilità nella ricarica e precisione 80 e l'altra ha l'abilità diminuita poiché gli è stato inflitto un bonus nella velocità di ricarica. Ovviamente poi ho 6 unità di fanteria con spada e ovviamente ci sono sono tutti samurai con katana, potete vederli, hanno un attacco a corpo abbastanza elevato, ma ho puntato anche molto sulla qualità dei samurai, che hanno quindi un attacco e anche un morale molto elevato. Ovviamente c'è la solita linea di Ashikaru Koyari che ricopre la seconda linea proteggendo gli arcieri, un'unità di ausiliari con Naginata utilizzata per proteggere il generale in modalità fino alla morte. Invece l'esercito del mio amico Shadow è ovviamente composto sempre da unità da arcieri che si stanno spostando verso la prima linea e come cavallerie potete vedere che ha due cavallerie di monaci guerrieri con Naginata e una cavalleria di arcieri a cavallo che è usata principalmente per infastidire il nemico. Vediamo un po', ovviamente gli arcieri e i monaci guerrieri con arco sono posti in prima linea e sono abbastanza addestrati. Ovviamente dietro possiamo vedere i samurai con katana, 6 unità di samurai con katana, un'unità di lancieri ovvero di samurai con naginata seguiti da ausiliari con naginata. Potete vedere che il mio esercito sta avanzando pian piano e nel bosco ci sono 3 unità di cavalleria, di cui 2 cavallerie di monaci guerrieri con naginata che sono molto utili sia contro la cavalleria sia contro la fanteria, e un'unità di cavalleria con katana utile principalmente contro la fanteria nemica. Invece gli eserciti nemici sono composti particolarmente da 4 unità di cavalleria leggera, grandi guardie e cavalleria di monaci con naginata. Le grandi guardie sono utili un po' in tutto perché sono abbastanza potenti, potete vedere anche nella carica, nell'attacco e anche nella difesa. Mentre riguardante la fanteria, questo esercito azzurro non dispone di molta fanteria perché adesso non possiamo vederla perché è all'interno del bosco, però l'unica unità che possiamo osservare sono dei samurai con katana. Invece l'esercito bianco è abbastanza visibile. Intanto avviene uno scontro a fuoco tramite gli arcieri a cavallo di Shadow e la grande guardia che non subisce alcuna perdita, quindi ci ha dato modo di individuarla. Quindi ha una grande guardia e anche 2 cavallerie con katana, potete vederle che si avviano verso le frecce nere, ovvero gli arcieri a cavallo. Potete vedere che ha gli eroi con Yari, i monaci guerrieri con naginata, Ashikaru con Yari, samurai con katana, in prima linea monaci guerrieri, altri monaci guerrieri con naginata, dei nodaki e eroi con katana. Potete vedere quindi il generale nemico è uno spadaccino, guardate l'attacco corpo a corpo e anche il livello dell'armatura e anche la difesa. Guardando un po' vedete che il nemico sta mandando avanti la sua cavalleria e quindi gli arcieri vengono utilizzati anche per attirare il nemico, ovviamente la cavalleria nemica o anche la fanteria, verso un obiettivo che si è stabilito. Come potete vedere la cavalleria nemica sta per arrivare contro i cavalieri della notte di Shadow, ovvero i monaci appiedati, perché sono stati fatti scendere tramite quindi un tasto che c'è all'interno, quindi appena selezionate la vostra cavalleria i monaci potranno scendere da cavallo e sono ovviamente supportati da ausiliari con naginata e da un fuoco di ricognizione delle frecce nere
nere che bersagliano tutte queste grandi guardie e anche le cavallerie con katana. Intanto dal lato sinistro, ovvero il mio lato, potete vedere che la cavalleria nemica cerca di infastidire le mie unità di cavalleria di monaci guerrieri con naginata perché ha effettuato diversi giri, ma la mia cavalleria di monaci si è sempre saputa coprire, infatti anche grazie agli Ashikaru Koyari in prima linea, in questo caso perché non ci sono arcieri da proteggere, vengono utilizzati anche per proteggere la cavalleria nel caso si scontrassero. Intanto potete vedere che l'esercito di Shadow per adesso si è un attimo fermato, si sta posizionando meglio ed è riuscito a freddare alcune unità e sta cercando di far fuggire delle unità con katana, di cavalleria con katana, che sono state nettamente dimezzate. Intanto potete vedere qui lo scontro tra le due cavallerie, potete vedere che le cavallerie del nemico stanno per cedere, potete vedere che hanno il morale abbastanza rosso, quindi a breve fuggiranno, anche perché i monaci seguiti dagli ausiliari con naginata praticamente a terra sono molto più efficaci contro la cavalleria. Così manda avanti i suoi Occhio di Falco e i Tempesta d'Ombra, che sono due monaci guerrieri con arco. Intanto cerca di attaccare il generale, il nemico con la cavalleria con katana, ma viene sorpreso da un muro nero di samurai con naginata che praticamente li spazza via. Intanto potete vedere che anche il nemico si sta mobilitando verso il nostro esercito e ovviamente lo aspetta una bella raffica di frecce che a breve partirà da questo muro di arcieri. Intanto fa avanzare anche i suoi samurai cioè con naginata, li posiziona meglio Shadow, e a breve quindi avverrà una sorta di schermaglia, perché questo esercito è un esercito particolarmente d'attacco, quindi non dispone di arcieri, quindi molto utile nello scontro diretto, ma potete vedere che è composto anche da samurai con arco, che non mi era accorto, e adesso avviene lo scontro, quindi una sorta di schermaglia, mentre questi nemici, ovvero monaci guerrieri con naginata, che sono molto scarsi contro le frecce perché non dispongono di un'ottima armatura, vengono colti dai samurai con naginata che a breve li faranno a pezzi, perché potete vedere assorbono il primo impatto, ovvero la prima carica, e poi i samurai con katana ovviamente partiranno all'attacco per supportare le unità. Ovviamente il generale rimane indietro a proteggere i samurai con arco che continuano a bersagliare Shadow, ma senza alcuna perdita davvero grave, e questi potete vedere arcieri a cavallo offrono un fuoco di supporto a tutto l'esercito perché riescono a colpire il nemico di lato e quindi creando numerose perdite. Intanto i monaci attivano l'urlo di battaglia e quindi diminuiscono il morale nemico, e intanto anche dal mio lato si sta avvicinando qualche unità nemica, come potete vedere i monaci guerrieri con arco e anche i samurai Daikyu. I samurai Daikyu hanno un'armatura molto più consistente di quella dei monaci, quindi sono molto più utili, ma anche sono anche molto di più. Infatti ci sono 90 uomini contro vediamo un po', non mi ricordo, 75 monaci con arco. Potete vedere che i monaci nemici stanno per essere mandati via, infatti sono riusciti a scoccare le frecce fischianti e mandarle sul mio esercito e quindi diminuire la capacità di ricarica e anche la precisione del mio esercito. Riesco praticamente a mandare via un'unità e adesso rimarranno solo i samurai Daikyu che verranno anch'essi spazzati. Potete vedere che la cavalleria nemica si sta facendo avanti, probabilmente per attaccare la mia cavalleria. Infatti potete vedere che si dispone in una formazione chiamata formazione a diamante e che ha molta più penetrazione. Infatti mando praticamente la mia cavalleria in avanti per scontrarmi con il nemico, e ovviamente manderò gli Ashikaru Koyari a supportare quindi questo attacco. A breve partiranno, eccoli qui, per difendere la mia cavalleria. Intanto potete vedere che da questo lato Shadow sta avendo la meglio, è riuscito ad accerchiare il nemico facendo anche scappare molte unità, e adesso anche molte unità sono stanche, quindi stanno subendo davvero molte perdite, quindi la nostra partita sta andando per il meglio. Intanto potete vedere che l'unità di Samurai Daikyu è bersagliata oltre dai miei arcieri, anche grazie agli arcieri di Shadow viene mandata via, e mandano avanti quindi samurai con katana e samurai con naginata
e anche i Nodaki, che sono pronti praticamente ad invadere il mio schieramento, ma che sono praticamente accolti dalle mie katane, che si fanno avanti e cercano quindi lo scontro diretto contro quindi queste 4 unità di fanteria. Potete vedere che i miei arcieri tornano indietro e cominciano a bersagliare sull'esercito nemico, e intanto la cavalleria nemica è sempre presente. Sono riuscito a far fuori qualche unità e ovviamente è sempre seguita dalla mia cavalleria, che ancora è presente, e ovviamente ci sono sempre gli Ashikaru Koyari pronti ad intervenire in caso la mia cavalleria avesse bisogno. Intanto potete vedere che sta ancora caricando la mia cavalleria, e ovviamente mando addosso i miei cavalieri, seguiti sempre dagli Ashikaru Koyari. Potete vedere intanto che la fanteria nemica sta per scappare via, infatti sono in grande svantaggio, anche perché scusate, gli arcieri a cavallo di Shadow continuano a bersagliare il nemico dalle retrovie, quindi riusciamo a cogliere un'imponente vittoria anche contro una cavalleria che era superiore alla nostra, però siamo riusciti a cogliere un'importante vittoria. Infatti vedete, siamo riusciti a mandare via anche le unità di cavalleria nemica, anzi anche grazie a questi Ashikaru Koyari, che sono molto utili, muniti di una grande lancia, di intercettare queste cariche di cavalleria, anche essendo molto forti come la Grande Guardia, che ha utilizzato l'abilità a fiato, che permette di risparmiare energie, quindi aumentare la resistenza della cavalleria ed essere più efficace in battaglia. Potete vedere che i miei arcieri ancora sono solidi, non hanno subito molte perdite, e siamo riusciti quindi a far fuori entrambi i nemici, anche utilizzando un ottimo gioco di squadra. Qui è tutto da Edward Van Helgen, mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti.